3 morti e 3 bambini feriti gravemente è il pesante bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla Sciacca Palermo. Italia Viva ieri ad Agrigento visita il gazebo allestito nei pressi del comune, simbolo della protesta delle associazioni. Faraone, governo latitante, e stasera a Campobello di Licata, festa dell'unità. Una discarica abusiva a Porto Empedocle, un arresto a Licata, un proiettile davanti il cancello della casa di un canicattinese. La regione siciliana approva la manovra, stanziati 14 milioni di euro per le reti idriche di Agrigento e Caltanissetta. Alessio Lattuca chiede una perizia al comune che attesti i danni derivanti dalla questione del gasdotto. Artigiani e ambasciatori del turismo esperienziale per la CNA. Domani giornata Simeup per illustrare le manovre salvavita. FAI, tra i monumenti da visitare ad Agrigento la caserma dei Carabinieri. Assemblea della Chiesa il prossimo 29 ottobre. Domeniche di carta all'Archivio di Stato. L'Agragas incontra la Scafatese, le parole di Graziano Strano. Il campionato d'eccellenza, la promozione, la trasferta a Paternò per il Castrum Favara. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. 3 morti e 3 bambini feriti è il bilancio di un pauroso incidente stradale che si è verificato sulla Sciacca Palermo. Il servizio. Un bilancio pesantissimo, 3 morti e 3 feriti in un incidente stradale verificatosi sulla statale 624 Palermo-Sciacca. I 3 piccoli sono in codice rosso, ricoverati all'ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico tra Altofonte e Giacolone al chilometro 13 in provincia di Palermo. Il traffico è stato deviato su viabilità locale. Lo scontro è avvenuto tra 2 auto, un impatto violentissimo che ha distrutto e fatto capottare una delle vetture. I bambini feriti sono stati trasportati, come detto, dall'elisoccorso del 118 all'ospedale di Cristina di Palermo. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà ad estrarre i corpi dagli abitacoli. L'incidente ha coinvolto una Mercedes classe C con a bordo una famiglia tunisina e una Toyota RAV guidata da un palermitano. La Mercedes viaggiava in direzione Palermo, a bordo c'erano una coppia, 44 anni lui, 42 lei e i 3 figli di 4, 6 e 8 anni. I coniugi sono morti sul colpo, i bambini sono stati portati in elisoccorso in ospedale, le loro condizioni sono comunque molto gravi. È morto anche l'uomo di 51 anni che era alla guida dell'altra autovettura. L'incidente, come detto, è avvenuto al chilometro 13 della statale. E ieri pomeriggio il deputato di Italia Viva, capogruppo alla Camera, onorevole Davide Faraone, ha visitato il gazebo allestito nei pressi del comune di Agrigento, organizzato dalle associazioni Codacons, Italia Viva, SID Chiama Nord, Mare Amico, Lega Ambiente, Titano e Mani Libere. Si è parlato di acqua e Faraone non ha risparmiato critiche a quanti governano. Sentiamo le interviste a Faraone e a Roberta Lala. Roberta Lala oggi presente a questo incontro con l'onorevole Davide Faraone per fare un focus sull'emergenza idrica in città. Diciamo che sull'emergenza idrica io ho già aderito alle manifestazioni che sono state fatte e non essendosi risolto il problema, come Italia Viva abbiamo aderito anche al sit-in stabile che si trova qua in piazza Municipio. Con Davide Faraone sabato scorso siamo andati anche di fronte alla presidenza della regione siciliana con gli accappatoi e bidoni per manifestare quello che è il nostro disappunto per come viene gestita la crisi idrica, in quanto si è proclamata la crisi idrica quando in realtà non si doveva proclamare, si dovevano mettere in atto tutte quelle operazioni per fare in modo che non si arrivasse alla crisi idrica, perché i governi regionali cambiano, questo problema rimane.
Lo Stato ha riconosciuto che c'è un'emergenza idrica, ha stanziato dei soldi, però fino ad oggi non vediamo nessun risultato. È vero che per installare i dissalatori fissi ci vorrà del tempo, ma per far fronte all'emergenza chiediamo a gran voce che vengano immediatamente installati almeno i dissalatori mobili. Parliamo di questa visita tua qui ad Agrigento. Ma io sono qui perché ho ascoltato Schifani dire che l'emergenza idrica in questa città non c'è, quindi siccome mi fido relativamente di Schifani, sono venuto a guardare con i miei occhi la situazione e io qua ho ascoltato tantissime donne, tantissimi imprenditori, tantissime imprenditrici che hanno detto il contrario di quello che ha detto Schifani, e cioè che sono senza acqua, che gli appartamenti loro sono pieni di bidoni, di confezioni d'acqua minerale, che l'acqua non arriva per settimane intere. E da questo punto di vista c'è solo un responsabile, anzi due, oltre alla pioggia che non c'è, e l'altro è Schifani, perché un anno fa avrebbe dovuto agire per attivare i dissalatori, per requisire i pozzi, per ripristinare i pozzi che erano andati perduti. Invece per un anno se n'è fregato, a luglio-agosto si è accorto che mancava l'acqua, le dighe erano vuote, i laghi pure, e da allora ha cominciato a occuparsi di un'emergenza che purtroppo però è esplosa e ancora deve manifestare tutta la sua drammaticità, perché purtroppo arriveremo al punto, visto che la regione non ha fatto nulla, che non ci saranno alternative alle autobotti e purtroppo anche le acque delle autobotti non sono controllate, quindi Schifani deve passarsi la mano sulla coscienza e dire mea culpa per tutto quello che ha fatto. Sono stati anche stanziati dei fondi per il dissalatore, tra cui quello di Porto Empedocle. Io la cosa che chiedo è perché questo lavoro non è stato fatto a gennaio scorso. Se a gennaio scorso noi avessimo messo in funzione i dissalatori, se avessimo fatto tutte le azioni sui pozzi che ci sono e che però ci siamo accorti che poi erano inquinati o erano dismessi, noi eravamo a luglio-agosto e avremmo retto benissimo in questa emergenza. Questo lavoro non è stato fatto per negligenza della regione e per assenza di un governo nazionale che non ha svegliato il governo regionale che dormiva. Ecco, la responsabilità anche della protezione civile. Cocine è venuto qui, ha bacchettato il sindaco perché l'unica soluzione era quella dei pozzi. Ripeto quello detto poco fa, perché non è stato fatto a gennaio-febbraio scorso, quando gli invasi erano ancora pieni nonostante le piogge non sono state copiose? Si è perso un anno e poi se agisce a luglio-agosto è chiaro che non riesce a mettere in campo le misure che servono. Per cui il tema sono sì le infrastrutture che non funzionano, la dispersione idrica al 50%, gli invasi e le dighe che non sono collaudate. Queste sono cose che ci portiamo avanti per anni e che hanno responsabilità le più varie, ma nonostante questo questa emergenza poteva essere evitata. Qui stiamo vedendo alle tue spalle c'è una fonte comunale Acquamara dove fino a pochi giorni fa la gente veniva a prendersi l'acqua, poi tramite un intervento del Codacons si è scoperti che l'acqua non è buona. E questa è una delle espressioni dell'inciviltà con cui si sta gestendo questa fase di emergenza. Io ho sentito di tante autobotti che trasportano acqua a prezzi esorbitanti, anche 250 euro autobotte, mentre prima costavano appena 70 euro, in cui l'acqua non è controllata, non ci sono verifiche di HCCP, quindi non si sa quell'acqua che cosa contiene, per cui non c'è soltanto un'emergenza idrica, c'è anche un'emergenza igienico-sanitaria che rischiamo in questa regione. Ecco, come parlamentare quale sarà il tuo atto che farai a seguito di questa visita, ovviamente? Ma intanto io sto cercando di smuovere le acque a proposito di acqua che manca, perché la sensazione che ho è che Schifani stia sfruttando il fatto che l'emergenza ancora non è arrivata ovunque per dire che laddove già l'emergenza c'è si sta inventando il problema. Io sto andando nei luoghi dove c'è emergenza per testimoniare che c'è. Io sto entrando nelle case delle famiglie per verificare in che condizioni stanno vivendo e dimostrare che lui mente. Tra l'altro quello che oggi riguarda Agrigento, Caltanissetta, alcuni comuni dell'Ennese, fra un po' riguarderà tutte le città. A Palermo sono iniziate le turnazioni e se continuerà a non piovere, tra l'altro la pioggia dovrà essere abbondante, il fenomeno riguarderà tutti i siciliani. E stasera a Campobello di Licata continua la festa dell'unità in provincia di Agrigento, un importante annuale appuntamento del PD.
al quale partecipano anche gioventù democratiche e donne democratiche, quest'anno centrato su tematiche molto complesse a partire dalla sanità, la politica, la mafia, la nuova frontiera della questione morale, le connivenze tra mafia, imprenditoria e comitati di affari che massacrano i diritti dei cittadini. L'appuntamento in piazza 20 settembre con diverse manifestazioni. TAR di Palermo, accogliendo la richiesta degli avvocati Rubino e Piazza, ha sospeso l'efficacia del provvedimento di ammonimento del questore di Agrigento nei confronti di MR Catanese. L'uomo era stato ripreso in seguito a un'annotazione dei militari dell'Arma dei Carabinieri, redatta in occasione di un loro intervento su alcune certificazioni mediche prodotte dalla presunta vittima originaria di Favara, dalle quali sarebbe emersa un'aggressione nei suoi confronti. L'uomo, non condividendo tale provvedimento, ha fatto così ricorso al TAR. Intensa l'attività dei carabinieri che a Porto Empedocle scoprono una discarica abusiva e a Licata operano un arresto per detenzione di armi, munizioni e stupefacenti. Il servizio. Continuano le attività di salvaguardia dell'ambiente e contrasto al degrado urbano svolte dall'Arma dei Carabinieri della stazione di Porto Empedocle, che nel corso di un servizio al contrasto dei reati ambientali hanno individuato e posto sotto sequestro una discarica abusiva lungo la strada statale 115 in contrada Marinella. I militari nel corso del controllo hanno appurato un cantiere stradale al momento in disuso veniva utilizzato per abbandonarvi rifiuti urbani speciali lungo una tratta di strada di circa 2 chilometri. Accertato il reato è stato richiesto l'intervento dell'ARPA e di personale sanitario dell'ASP al fine di classificare i rifiuti, valutare il livello di inquinamento dell'area. Le attività di indagine proseguiranno sotto la guida della Procura della Repubblica di Agrigento per individuare i colpevoli e accertare le responsabilità dei gestori dell'area. Un ulteriore tassello nella lotta al fenomeno dell'abbandono e l'illecita gestione dei rifiuti che si unisce alle numerose attività svolte dall'Arma in tutta la provincia per contrastare gravi reati che mettono a rischio la sicurezza e la salute pubblica, oltre che a danneggiare l'ambiente e l'immagine della stessa città. I carabinieri della compagnia di Licata hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 51enne del luogo perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e munizionamento. I militari, con il supporto dei carabinieri dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia, nel corso di una perquisizione effettuata all'interno di un ovile di proprietà del suddetto sito in contrada a Grabona, hanno rinvenuto abilmente occultati, oltre che 1 chilogrammo di marijuana suddivisa in 5 buste di cellophane, un fucile calibro 12 a canne mozze, 100 cartucce di diverso calibro, alcune di queste caricate a pallettoni. Quando rinvenuto è stato sottoposto a sequestro rapposto della disposizione dell'autorità giudiziaria. Per i successivi accertamenti, l'arrestato, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la casa circondariale Petrusa in attesa dell'udienza di convalida. E un proiettile calibro 12 è stato rinvenuto davanti al cancello della casa di campagna di proprietà di un 50enne nella periferia di Canicattì. A fare la scoperta è stato l'uomo che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato che, dopo aver sequestrato la cartuccia, hanno inviato le indagini. La Sicilia approva la manovra, stanziate somme anche per la rete idrica di Agrigento. Il servizio. Emergenza siccità con investimenti nelle reti idriche e sostegni alle imprese agricole. Iniziative a favore delle aziende e dei sistemi produttivi. E ancora, fondi per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori regionali, per le persone con disabilità gravissima, caro voli eco-marketing per gli aeroporti minori. Sono queste le principali linee di intervento annunciate dal presidente della regione siciliana, Renato Schifani, e contenute nelle variazioni di bilancio deliberate oggi in giunta. La manovra vale complessivamente 350 milioni di euro che dovranno essere spesi dall'amministrazione regionale entro il 2024,
La somma di 250 milioni originariamente prevista è lievemente cresciuta passando a 260 milioni, ai quali si aggiungono economie di bilancio per 90 milioni. Uno degli obiettivi principali della manovra, dice Schifani, è quello di destinare risorse per continuare ad affrontare in maniera decisa e con interventi strutturali le emergenze che stanno colpendo la Sicilia come conseguenza della siccità. Abbiamo, inoltre, previsto misure per continuare a contrastare il caro voli, per supportare i comuni e per garantire il diritto alla mobilità dei siciliani. Il capitolo siccità vale circa 42 milioni di euro stanziati per gli interventi della protezione civile e per alcune opere di manutenzione straordinaria e ripristino nel settore agricolo. Ulteriori 14,2 milioni nel capitolo per gli investimenti nelle reti idriche serviranno per le nuove condotte di Agrigento e Caltanissetta. Questione gasdotto, l'opera non sa da fare. Alessio Lattuca chiede una perizia che ne attesti i danni al comune di Agrigento. Il servizio. Il Movimento per la Sostenibilità richiede di acquisire un'apposita perizia da parte del Comune dalla quale si evinca che il tracciato relativo al gasdotto per l'allacciamento del terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle attraverserà zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta. Si tratta di un documento indispensabile, scrive in una missiva Alessio Lattuca, capo dello stesso movimento, per preparare gli atti necessari per affrontare la questione gasdotto nella funesta eventualità che SNAM abbia l'ostinazione di ripresentare il progetto. Alla luce di quanto poi afferma nel 2014 la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, resta infatti, continua il movimento, di competenza dei comuni attraversati dal tracciato accertare la conformità urbanistica delle opere e la osservanza di ogni ulteriore e più restrittiva norma di regolamenti e piani comunali e in particolare delle disposizioni delle leggi urbanistiche vigenti e delle norme che regolano l'intervento. La semplificazione delle procedure promossa dal governo Draghi e la mancanza di un piano energetico nazionale, poi afferma, ha spianato la strada al caos e alle occupazioni di luoghi a discapito di un tipo di economia locale basata sull'autoproduzione agricola ed energetica. Purtroppo non depongono bene, sottolinea il Movimento per la Sostenibilità, per il futuro gli strumenti speciali di agevolare la collocazione del terminale di rigassificazione e soprattutto delle opere collaterali, cioè 14 km di metanodotto di oltre 2 metri di diametro che hanno la pretesa di piazzare nella Valle dei Templi l'opera. Nelle more SNAM è in attesa vigile dell'esito del procedimento che nell'eventualità di vittoria consentirebbe di ripresentare il progetto del gasdotto nonostante non appaia pacifica la possibilità di realizzare un metanodotto con posa delle tubazioni in zona archeologica, cioè ad inedificabilità assoluta ad una profondità non adeguata. In definitiva, la perizia, conclude il Movimento per la Sostenibilità, dovrebbe evidenziare i danni di natura archeologica, paesaggistica, idrogeologica e morfologica, nonché ecologica, che comporterebbe la realizzazione dell'opera. Ambasciatori del turismo esperienziale, i nostri artigiani raccontano il territorio agrigentino, un'interessante iniziativa oggi ad Agrigento organizzata dalla CNA. Vediamo le interviste ai protagonisti. Parliamo di questa iniziativa che la CNA svolge qui al museo, al suo secondo appuntamento sul turismo esperienziale. Sì, oggi siamo qua con una delegazione dei BARS che vengono dal TTG, CNA Sicilia assieme al CNA Nazionale, è stata presente al TTG di Rimini che si è svolto dal 9 all'11 di ottobre e 40 buyers che erano presenti al TTG e sono presenti in Sicilia per verificare, per toccare con mano quelle che erano le agende che hanno incontrato con i 25 percorsi che abbiamo in tutta la Sicilia. Partiamo da Agrigento e sponsorizziamo un'iniziativa che per gli agrigentini, per la Sicilia, per l'Italia intera può essere il volano per quello che è il turismo
e in particolare il turismo esperienziale e proiettarla all'Agrigento Capitale della Cultura 2025. E da questo meraviglioso museo oggi verranno presentati i percorsi, verranno presentati i buyers che gireranno in questi 3 giorni la provincia e gli altri che gireranno tutta la Sicilia. Il turista cerca tutto ciò che è bello, fatto bene, e coinvolgendo le nostre maestranze, le nostre imprese, gli artigiani che veramente utilizzano le mani per creare eccellenze nel nostro territorio, assieme all'agroalimentare che in questi anni ha avuto una crescita esponenziale in tutta la Sicilia. Direttore, se è un evento propedeutico a quello regionale come fatto l'anno scorso a Taormina, so che a novembre ci sarà la nuova edizione? Dal 21 al 24 novembre avremo la nuova edizione di Taormina Food Expo, anche lì ci sarà una grande partecipazione di buyers che verranno da tutto il mondo. Abbiamo creato un partenariato con i maltesi, ci saranno i 2 ministri maltesi, ci saranno delle imprese che esporranno e una vetrina del TTG a livello nazionale sarà all'interno del Palacongressi di Taormina. Anche lì sponsorizzeremo tutto ciò che è l'agroalimentare con convegni, con iniziative, con confronti sia nell'ambito dei vari assessorati sia dell'agricoltura e delle attività produttive, ma ci saranno principalmente le imprese che esporranno e che avranno modo di confrontarsi con il resto del mondo. Sindaco, al ritorno del TTG di Rimini, oggi questa iniziativa della CNA che vede diversi buyer conoscere in giro per i prodotti e le prelibatezze della nostra provincia. Sì, oggi siamo qui sulla sala Zeus di questo meraviglioso museo e questo è il dopo TTG di Rimini. Sono stato presente a Rimini, abbiamo portato Agrigento alla conoscenza di tutti i buyer nazionali e internazionali. Oggi qui si ripete come anche l'anno scorso. L'oggetto è anche il turismo esperienziale, fare conoscere le nostre meravigliose bellezze architettoniche, culturali, archeologiche, enogastronomiche, affinché questi operatori possano portare il messaggio agrigentino in tutto il mondo e quindi far arrivare tantissimi turisti qui nel nostro territorio. Sì, ripetiamo questa importante e interessante iniziativa con i buyers che saranno per 3 giorni nel territorio agrigentino per visitare le nostre aziende, quindi il saper fare dei maestri e artigiani, ma anche le bellezze del nostro territorio. Faremo 2 percorsi, oggi su Agrigento Raffadali e poi Favara, poi la Valle dei Templi, le bellezze anche le prelibatezze delle eccellenze di Odolos. Domani invece saremo sul versante di Sciacca con il Museo Diffuso di Cinque Sensi, poi la fonderia Virgadamo a Burgio, faremo anche le ceramiche qui ad Agrigento, il carretto siciliano della famiglia La Scala, il Pita in Birra che è un birrificio a Favara. Insomma, toccheremo vari punti del territorio con le nostre aziende, maestri artigiane e le bellezze. Ecco, questa è la nostra missione per cercare di dare sviluppo e crescita al nostro territorio. E domani in piazza Cavourri gli istruttori del Simeup illustreranno al pubblico le manovre salvavita. A partire dalle ore 9 dimostreranno che chiunque in una situazione di emergenza può intervenire per salvare una vita umana. In particolare domani ben 50 piazze italiane, tra cui Agrigento, verranno spiegate le manovre antisoffocamento e il massaggio cardiaco. Giornate FAI, anche la caserma dei Carabinieri di Agrigento, tra i monumenti da visitare. Noi abbiamo seguito l'evento e vi proponiamo alcune interviste. Giornate FAI oggi in tutta la Sicilia, ad Agrigento, tra i vari luoghi, l'apertura alla caserma dei Carabinieri, un punto centrale di riferimento per tutta la città e non solo. Assolutamente sì, speriamo che veniate a trovarci da tutta la provincia. La caserma dei Carabinieri ci apre anche la sua mission nei confronti del mondo dell'ambiente, della tutela del patrimonio storico-artistico, che sono anche le nostre mission, ma siamo anche alla Colimbetra, qui siamo 9:13, 15:18, ma dicevo siamo anche alla Colimbetra e siamo anche con delle passeggiate nell'Agrigento araba, quindi vi invitiamo tutti a partecipare perché libertà è anche partecipazione. Partecipiamo a questi momenti, scambiamo idee anche sul futuro di Agrigento, capitale italiana della cultura. Stiamo vedendo tanto coinvolgimento anche di molti giovani.
i giovani FAI che fanno da guida, diciamo. Assolutamente sì, sono giornate organizzate al FAI Giovani, ringrazio il leader di Agrigento che è Ruben Russo, ci sono anche le scuole, quindi c'è una partecipazione totale che penso appunto sia un buon viatico per il futuro. Oggi la caserma dei Carabinieri apre alla gente nelle giornate FAI e stiamo vedendo già tanta attenzione e curiosità verso la struttura. Sì, sarà un weekend importante per noi perché ci apriamo ai cittadini, ci apriamo agli studenti che sono in questo momento presenti, c'è una scuola di Palma di Montechiaro, cercheremo di raccontare la nostra attività assieme al FAI che è partner in questa iniziativa. Quindi abbiamo degli stand espositivi che raccontano l'attività di controllo del territorio, l'attività di tutela del patrimonio culturale, l'attività in favore della biodiversità. Cercheremo di parlare ai giovani di cosa facciamo e cercheremo di chiedere anche il loro punto di vista sulla loro idea, sull'idea che hanno della nostra istituzione. Vogliamo che collaborino con noi e ci fornissero il loro punto di vista. L'Armata dei Carabinieri, presidio di legalità sempre in tutto il territorio. Sì, noi abbiamo stazioni carabinieri per ogni comune della provincia di Agrigento, abbiamo questa capillarità che ci permette di essere più vicini anche alle comunità più piccole. Pensiamo che sia un punto di forza e proprio un'iniziativa del genere va a rafforzare e a sottolineare questo rapporto con le comunità. Il FAI Giovani oggi presente in maniera attiva e fattiva alle giornate FAI. Sì, siamo oggi qui alla caserma dei Carabinieri Biagio Pistone, saremo pomeriggio in zona Rabato col percorso Kerkend sull'Agrigento Araba. Siamo contentissimi di queste due aperture perché una comunque mostra quello che è un palazzo storico, poi è diventato comunque sede di una delle autorità che aiuta il nostro territorio, e poi una passeggiata che ci mostrerà le nostre origini, da dove veniamo e soprattutto da dove vengono alcuni nostri aspetti culturali e quello che rimane oggi di questo. Allora, oggi innanzitutto inizieremo con una guida lungo il Rabato, che è un quartiere che è oggettivamente quasi del tutto disabitato, per cui vorremmo aprire ai cittadini anche la possibilità di riscoprire quello che era il loro passato, in quanto è stato abitato fino alla frana del 1966 ed è un bellissimo percorso, vi consiglio di unirvi a noi. Ecco, cosa consigli, diciamo, a chi non conosce le zone oggi di approfittare di questa giornata? Sì, vi consiglio di approfittare perché le traversine del Rabato sono molto strette, diciamo bisogna conoscerle, ecco, per non perdersi, e io e Ruben ci siamo persi tantissimo prima di riuscire a creare un percorso, e quindi vi invito a unirvi a noi così da poter apprezzare anche quelle che sono insomma, le vie del quartiere del Rabato e del centro storico in generale, che sono molto interessanti e raccontano una storia che purtroppo oggi è un po' dimenticata. Chiesa in assemblea il prossimo 29 ottobre a Canicattì verso il Giubileo con la figura del Beato Rosario Livatino. L'approfondimento. Per il prossimo 29 di ottobre, memoria liturgica del Beato Rosario Angelo Livatino, il Vescovo Alessandro Damiano ha convocato la Chiesa agrigentina in assemblea. Ci ritroveremo, si legge nella nota di convocazione, nella chiesa Santa Chiara di Canicattì alle 16:30, dopo un momento di preghiera e riflessione che proporrà Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Stagliano, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia. Poi ci sarà la celebrazione eucaristica. Al centro dell'incontro il nuovo anno liturgico e pastorale, il prossimo Giubileo Pellegrini di Speranza, stimolati dalla santità del magistrato martire che nella sua esperienza di vita cristiana ha saputo testimoniare in modo credibile e attraente la fede e l'amore che portava nel cuore. E intanto l'Arcivescovo Damiano, proprio nei giorni scorsi, al termine del ritiro diocesano del clero dell'Arcidiocesi di Agrigento, ha comunicato i seguenti nuovi avvicendamenti pastorali. Don Angelo Gambino sarà il parroco delle parrocchie Maria Santissima del Rosario e Sant'Antonio Abate in Castrofilippo. Don Renato Nocera, parroco delle parrocchie Maria Santissima degli Angeli e Sacra Famiglia di Palma di Montechiaro. Don Sergio Bonvissuto manterrà l'attuale servizio pastorale, parroco della parrocchia Santa Maria degli Angeli in Agrigento. Linea alla regia per la pubblicità.
E domani, domenica di carta, dalle ore 10 alle ore 18, sarà aperto al pubblico l'Archivio di Stato con delle visite guidate e percorsi culturali. L'iniziativa si inquadra nelle manifestazioni volute dal Ministero della Cultura e dedicata al patrimonio degli archivi e delle biblioteche. Vediamo ora un servizio proveniente dalla redazione di Messina sugli studenti in piazza per l'ambiente e il loro futuro. In tanti questa mattina in piazza qui a Messina, alunni provenienti da diverse scuole della città ma anche da alcune della provincia. Il nostro obiettivo oggi è quello di sensibilizzare tutti gli studenti, ma non soltanto, anche i cittadini, riguardo quella che è appunto la causa ambientale, quello che è il cambiamento climatico, un qualcosa che agisce ormai da anni. Nella piattaforma di protesta, che è una piattaforma di protesta internazionale, è presente anche la richiesta diretta al nostro governo di cessare la fornitura di armi allo Stato di Israele. Come sappiamo, le armi, oltre a mietere vittime, sono già morti più di 40.000 palestinesi, senza contare gli sfollati e i feriti. Inquinano tantissimo, le armi sono uno dei principali deterrenti di inquinamento all'interno del nostro pianeta, insieme ovviamente alle fabbriche e tutto ciò che ne concerne. Questa è la nostra principale richiesta. Per quanto riguarda invece il mondo dell'istruzione, pensiamo che non si faccia ancora un'adeguata sensibilizzazione riguardo quella che è la causa ambientale. Io credo che non si sensibilizzino ancora abbastanza quelli che sono gli studenti e la comunità studentesca. Infatti chiediamo anche al Ministero dell'Istruzione di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda questa tematica. Noi non possiamo stare zitti, non possiamo rimanere fermi e dobbiamo sempre più con determinazione e anche serietà volere questo cambiamento, perché senza prendere in mano la nostra vita non possiamo avere un futuro, molto semplicemente. Come si esprime il cambiamento però tra i banchi di scuola nel percorso didattico? Il tema dell'ambiente entra nelle lezioni o le lezioni continuano ad essere soltanto quelle proposte dai programmi ministeriali? No, assolutamente entra a far parte delle lezioni in maniera molto timida inizialmente, però piano piano cercheremo anche, soprattutto noi rappresentanti, di accentuare questo cambiamento e di far notare a tutti il mondo che ci circonda. Nel corso di quest'anno noi, anche facendo questa manifestazione, puntiamo in particolare a farci sentire, cioè nel senso noi puntiamo in alto indipendentemente da quelle che sono le nostre possibilità, tutto ciò a cui puntiamo appunto è farci sentire, far vedere che siamo presenti e che teniamo al nostro futuro. Passiamo allo sport. Domani l'Akragas incontrerà la capolista scafatese, ce ne parla Carmelo Lendini, nell'intervista anche l'amministratore delegato Graziano. In tanti la sfida dell'Akragas contro la Scafatese, capolista a punteggio pieno del girone I della Serie D, viene definita una sfida inopportuna, che arriva in un momento delicato per i colori biancazzurri. Altri invece, molto più ottimisti, la definiscono la gara della svolta stagionale per la squadra di Lillo Bonfatto. Per questo motivo l'Esseneto deve diventare una bolgia di grande tifo, dove i calciatori akragaddini potrebbero trovare la giornata ideale per dare un calcio alla crisi. Certamente avrà di fronte una capolista, quella del girone I, a punteggio pieno e con 13 gol fatti ed una sola rete subita su 5 partite disputate. La gara, ricordiamola, è in programma allo Stadio Esseneto a partire dalle ore 15 e verrà diretta dall'arbitro Angelo Davide Lotito di Cremona, con gli assistenti Matteo Crippa di Lecco e Jean-Christophe di Brescia. Ma sarà anche un turno ricco di derby tra formazioni isolane che rendono il quadro abbastanza pepato. Tra questi ultimi il calendario propone Enna Ragusa, entrambi a quota 5 in classifica e con tanta voglia di scalare la graduatoria. Ma vediamo di quali sono le gare che si disputano questa domenica. Dunque Akragas Scafatese, Città di Acireale, Città di Sant'Agata, Enna Ragusa, Licata Nuova Egea Virtus, Nissa Pompei, Paternò Castrum Favara, San Biase Locri, Siracusa Regina e Vibonese San Cataldese. Ed ora spazio alle interviste della vigilia. Direttore, domani arriva la capolista scafatese all'Esseneto, servirà la partita perfetta, ma soprattutto servirà l'apporto e il sostegno del pubblico. Sì, domani serve una prestazione
come dice il nostro Presidente, che non lesina gli articoli, con le palle dei nostri giocatori. Parliamo di una squadra formattata ad acta per bene, una squadra che può dire la sua nel campionato e ci metto la faccia, non ho nessun tipo di problema come altri non fanno. Comunque la partita di domani è fondamentale, avere Agrigento con noi. Agrigento che, non dimentichiamo, oggi ha il calcio per questa società, quindi non dico meritiamo rispetto perché è una parola superflua, ma meritiamo considerazione per i sacrifici che facciamo tutti quanti noi. Siamo 70 persone che lavoriamo per questo gruppo, il gruppo Deni, sono 70 persone che la mattina si alzano non per prendere pesci in faccia, ma per essere almeno rispettati. Cerchiamo di tutto per farci rispettare, chiediamo scusa perché lo dobbiamo chiedere per l'inizio del campionato non felice, però siamo pronti a riscattarci. Però per il riscatto abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del popolo agrigentino, abbiamo bisogno della passione di Agrigento, abbiamo bisogno dei giganti, perché i veri giganti sono i nostri tifosi. Quindi oggi non è una elemosina, è uno stato di aiutiamoci a rendere di nuovo splendente la nostra Agrigento anche nel calcio. Noi ci stiamo mettendo di tutti, sbagliando sicuramente e indovinando, però la nostra abnegazione e professionalità non è intaccabile da nessuno, perché qui ci sono persone che lavoriamo di questo. Avremmo sbagliato, sbaglieremo, indovineremo, però nessuno si può permettere di dire che ad Agrigento non ci sono dei veri professionisti. Poi i risultati ci diranno se siamo professionisti o non siamo professionisti. Noi abbiamo voglia di dare felicità ad Agrigento, ci stiamo mettendo tutti i mezzi, ripeto, sbagliando, ma anche mettendoci la faccia. Noi non ci siamo mai nascosti, ci trovate sempre in ufficio, ci trovate sempre presenti, a me, il direttore Cammarata, Pitollo, Capraro, anche Davide Sardo, siamo tutti qua, H24, quindi evitiamo di fare ciarlanate mediatiche, ma confrontiamoci da uomini, perché noi siamo sempre presenti e siamo sempre all'Esseneto, siamo a disposizione di tutti. Vediamo una panoramica del campionato di eccellenza giunto alla quinta giornata. Il campionato di eccellenza è arrivato alla quinta giornata e la classifica pone l'Athletic Palermo in vetta con un punto in più sul Gela. Graduatoria cortissima con le squadre in fila indiana, tutte in attesa di eventuali passi falsi delle dirette concorrenti. La capolista ospita il Marsala Alfavazza di Terrasini, mentre il Gela sarà impegnato sul campo del difficile stadio di San Giorgio Piana, dove il risultato finale sarà in bilico sino alla fine. Infine l'Unitas Sciacca, unica rappresentante agrigentina del campionato di eccellenza Girone A, che giocherà a Trapani contro la locale Accademia. In promozione derby agrigentino d'alta quota a Cammarata allo stadio Salaci, intitolata a Vito Di Marco, tra l'attuale capolista Camarat del tecnico Francesco Fanara e l'Aragona di Angelo Mercante, che si trova appena 2 punti sotto. Una sfida destinata ad un folto pubblico che cercherà di spingere le due squadre del cuore verso il successo. Questa gara verrà diretta da Fabrizio Ferlazzo di Palermo con assistenti Vincenzo D'Alberti e Antonio Barone, entrambi di Marsala. Il Casteltermini invece dovrà osservare una domenica di sosta, mentre il Gemini invece sarà di scena in terra etnea contro il locale Belpasso, che si trova un punto sotto la compagine agrigentina. Chi se ne sta a guardare attentamente alla sfida del Saleci è il Nicosia, che si trova ad un passo dalla vetta. E vediamo il servizio di Moscato sulla Castrum Favara. Interessante ed impegnativa trasferta domani per la Castrum Favara in occasione della sesta giornata del campionato nazionale di Serie D. I ragazzi di mister Pietro Infantino saranno impegnati a Paternò, la squadra che attualmente è allenata da Gaetano Catalano, ex della Pro Favara, e nella quale sono presenti anche alcuni giocatori che lo scorso anno hanno militato con la casacca giallo-blu.
Un incontro, dicevamo, interessante e importante, dove c'è la necessità di far punti in considerazione anche del fatto che il Castrum Favara è reduce da 2 sconfitte consecutive. È stata una settimana intensa di preparazione, questa mattina l'allenamento di rifinitura per permettere a mister Infantino di organizzare la migliore formazione possibile. Ma sentiamo le interviste. Io credo che tutte le trasferte, tutte le partite in casa saranno impegnative. Non ci saranno partite semplici, partite che possiamo dire di assicurare il risultato. Noi possiamo assicurare grande impegno come c'è stato fino ad oggi. Sentivo voci di una squadra che numericamente non al massimo, ma la nostra mentalità è non quanti siamo ma chi siamo. Io credo che tutti i ragazzi che parteciperanno alla trasferta di Paternò daranno non il 100% ma il 200% anche per i compagni che mancheranno, però questi alibi a noi non piacciono, non ci siamo mai pianti addosso, sappiamo di aver fatto delle buonissime partite, sappiamo che abbiamo fatto degli errori anche individuali, però su questa squadra noi ci mettiamo le mani sul fuoco perché crediamo molto in questi ragazzi, non voglio paura, non voglio alibi, non vogliamo piangerci addosso, l'ho detto prima, noi siamo il Castrum Favara e ce la giocheremo su tutti i campi e anche domani affrontando un avversario che rispetto a noi ha una classifica diversa, un morale diverso, però io dico che quando parlo tra virgolette di salvezza questa parola ti dà il senso dell'aggressività, il senso del disperato tra virgolette, che ti dà sempre la possibilità di uscire delle energie che magari tu non pensavi e dobbiamo fare, con questa mentalità dobbiamo fare delle belle partite e faremo delle belle partite. Senza svelare i tuoi segreti tattici, naturalmente, che settimana di allenamento è stata? No, ma la solita settimana, noi non abbiamo mai smesso di lavorare in un certo modo perché crediamo che, e ve lo posso assicurare, il campionato è molto lungo, il campionato è una, tra virgolette, come una Serie B che non finisce mai, le salvezze e i playoff si decidono sempre nell'ultimo mese. Noi non si molla ad un centimetro, noi crediamo in quello che stiamo facendo, crediamo molto nei nostri ragazzi, i ragazzi credono in quello che stanno facendo e su questa strada andremo avanti. No, mi sono preparato abbastanza bene anche pure con i compagni, il mister. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che è una squadra molto difficile da incontrare, però abbiamo preparata bene e quindi saremo pronti per domani. Che ricordi hai di Paternò? Ricordi belli e quelli sicuramente, perché ci sono solo 2 anni e mezzo, quindi sarà un'emozione. Dicevamo, la partita è importante come d'altronde tutte le partite che questo campionato di Serie D ci offre. Sicuramente Favara deve recuperare qualcosa? Sì, secondo me sì. Quindi di certo noi andiamo a Paternò, di certo non per fare la comparsa, ma cercare di portare 3 punti a casa. Com'è stata questa settimana? Settimana di grande lavoro, i ragazzi hanno lavorato tutti. Noi cerchiamo sempre di fare meglio, la città è sempre vicina e i ragazzi sanno che cosa ci andiamo a giocare domani. Come ho detto sempre, un punto può essere frutto di una salvezza o di altro. E poi una partita particolare, lì c'è l'ex mister, ci sono alcuni giocatori che fino all'anno scorso erano con noi, però adesso siamo avversari. Il rapporto con i ragazzi dell'anno scorso, specie con me, e poi anche con il mister Catalano, siamo molto amici. È chiaro che domani siamo avversari. Che cosa è mancato in queste prime giornate al Favara, direttore? È mancata un po' di fortuna, perché nel calcio c'è. E ora ripeto per l'ennesima volta, nel momento in cui vedrò che il mister ha a disposizione tutti, noi possiamo tirare fuori delle conclusioni. Certo, l'infermeria purtroppo è stata piena. Sì,
emozioni, insomma. Abbiamo avuto veramente un inizio difficile, però siamo abituati a fare le cose difficili e quindi non mi preoccupa, io sono sereno, l'allenatore è sereno, non si è mai lamentato di nulla. Quello che lui c'ha, lavora, come dice sempre, al massimo proprio di quello che potrebbe nascere in una squadra che poi la domenica deve andare in campo, quindi metterà la migliore formazione possibile delle persone, dei ragazzi che ha a disposizione. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi li potete visionare anche sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi sabato e vi auguriamo un buon fine settimana.